Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano MotoGP 2013 Demo. Vediamo raga questo gioco che ragazzi lo aspetto con ansia. Sapete, sto giocando adesso a MotoGP 08, ma non vedo l'ora di cominciare la carriera con MotoGP 13. Andiamo. Con MotoGP 13 vivrai da protagonista il campionato di motociclismo più spettacolare e avanzato del mondo. Che palle, non si può fare un cazzo. Video Metri Celsius. Sì. Ah, basta, aspetta. Abbassiamo un po'. Gran Premius MotoGP. Piloti ufficiali. Vale o Marc Marquez? Beh, cominciamo con Vale Rossi, dai. Purtroppo solo una gara, mi pare. Vediamo, controlliamo per sicurezza. Non vedo l'ora, ragazzi. Sembra fatto l'addio sto gioco. Catalognas. Opzioni gara, allora. Vabbè, 3 giri di difficoltà. Mettiamo media, dai. Sereno, numoroso, pioggia leggera, pioggia, tracciato bagnato, casuale. Danni moto pesanti, consumo gomme, sì. Problemi tecnici, ciao Fio. IA ai giocatori, maniere disciplinari, sì. Basta, sto già godendo, ragazzi. Aiuti, sì, questi magari. Aiuti di guida, base, semi-pro, Semi-pro, freno automatico sì, freni congiunti sì, stato assistito. No, aspetta. No, non esiste. Sterzo assistito. No. In carena. Ok, questo sì, traiettoria ideale, no. Cambio automatico. Rewind. Ok, qua giochiamo subito difficilissimo, ragazzi, che se ne ciava. Voglio subito il vaneggio totale. Andiamo. Vediamo un po', quando stai piegando e dai gas, la ruota posteriore può pattinare innescando una derapata. Cos'è sta roba? Gran Premi Apero de Catalogna, addirittura c'è la presentazione. Siamo a Catalogna, voglio vedere un po' di zoccolette spagnole. Dai amore, fammele vedere, che ho voglia di trovare papà. Cioè, ma ragazzi, anche la presentazione, poi no. Scusate, questo gioco sembra una bomba obesa. Adesso vediamo in game però, direi cos'è? Ma proprio come... No, ma perché non mi fanno un gioco di Formula 1 così, con tutte le varie sovraimpressioni, come nella realtà? Ma perché devo giocare ancora a GP4? Circuito record di Dani Pedrosa, 1.42, oggi lo battiamo, dai che andiamo. Ho messo subito una difficoltà difficile, adesso vediamo così. Zone one. Bello però così, che no, questo gioco ce lo spariamo, ragazzi. Ho pronto 252 video di sto gioco, ragazzi. Cioè, preparatevi. Zone 2. Spero che non sia una merda in game. Dopo ti immagini in game una merda. Zone 3, zone, perché non è zoom ma zone. Questa curva, la curva finale mi gasa. La FL Catalonia Circuit, situato a 20 km a nord di Barcellona, il circuito del Montmeló è diventato sede del Premio di Catalogna nel 92, considerato uno dei migliori circuiti realizzati in epoca moderna, viene visto come... Buongiorno e benvenuti al circuito di Catalogna, dove tra qualche minuto potrete assistere con noi alla diretta della MotoGP. Le previsioni meteo sono assolutamente rassicuranti e dicono che avremo sole per tutta la durata della corsa. No, ciao Fioi Guidone Veda, no,
me lo godo! Allora, assetto, ecco ragazzi, devo insegnarmi gli assetti perché in moto non so un cazzo, sono una pippa obesa. Info sessione. Vabbè, noi partiamo, guarda che bello. Finalmente ho fatto un gioco con i controcazzi, Dio. Riunione tecnica. Vabbè, qua non sono lì perché non ho fatto le prove. Andiamo. Vai, Vale. No, ragazzi, mi sta gasando. Sento che se sarà dura, cazzo, aspetta. L'audio è altissimo. Devo abbassare, ragazzi. Poi devo trovare la configurazione migliore. Ho messo già la difficoltà dura, Vai. Merda. Ciao. No, sono già caduto. Dopo un minuto. Madonna di Dio! Porca mignotta! Aspetta un attimo ragazzi, dobbiamo provare un po' di roba perché aiuti di guida, mettiamo... cazzo, la fisica non posso più... È la fisica, secondo me, che... Vabbè, vediamo cosa combiniamo. Che forte che sono, ragazzi. Oh, prima volta che guido, primissima assoluta. Bello. Mi piace questo comandone. Occhio. Vai. No, aspetta, riaviamo, dai. Cioè, riaviamo un attimo. Per cortesia, cioè. Concentrazione. Andiamo pianino pianino. Piano. Vai comandone, vola. Il comandone vola. Oh, benissimo. No. Ah no, che dai, almeno non ultimi, dai, non ultimi. Dai, comandone. Merda. Guarda l'animazione, però che bella. Merda. Vaffanculo, però. Che sport difficile, fioi. Dai, Vale! Dove cazzo vado? No, aspetta, ragazzi. Ricomincia. Voglio fare almeno un giro decente. Dai, che comandone è pronto. Al terzo tentativo. Vai che andiamo. Vai, Vale. Ma è veramente durissima,
No, aspetta ragazzi, esce il menu principale, perché... Cioè, non posso farsi figure di merda. Siamo partiti troppo in bomba. Allora, vi dico come si illustra un videogioco, ragazzi. Così sì, così. È giusto così. Vale Rossi. Catalogna. Allora, aiuti di guida. Mettiamo base. No, questo no. Free. Questo mettiamolo perché sennò assistito no, automatico, no, in carena automatico, nessuno. Facciamo così intanto ragazzi perché azioni di gara, siamo sempre medio, sereno, pesanti, ok. Ecco perché sennò so cazzi perché cioè, mamma mia che inizio di merda, che inizio di merda, un inizio proprio cumendiano. Mi devo allenare bene con sta demo, fioi. Buongiorno, buongiorno. Mi chiamo Francesca. Vai. Devo finire una cazzo di gara. Go. Vai, comandone. Già un po' meglio così. Così Occhio. Ma si incazza. No. Ok, vedi che donna di Dio. Devo proprio prendere la mano con sto gioco, Pianino cerchiamo di finire almeno una gara. Dai. Occhio, che cazzo! Due maroni! Madonna, fioi! Che volo! Mamma mia, è veramente duro questo gioco, ragazzi! Guardate la moto in tutto il suo splendore! Bello, siamo solo 23esimi. Dai, concentrazione. Faccio una fatica incredibile. Cioè, sono a livello medio, fioi. Cioè. Il comandone in rimonta. Mamma mia. Dai,
Fioio, non esiste, ma come sta cominciando? Mamma mia, che vergogna, raga! Dai, almeno non ultimo, per favore. Calma, dai che forse non arriviamo ultimi, dai. Volo incredibile. Che bello, penultimo. Mamma mia ragazzi. Mamma mia ragazzi. Il parco chiuso comincia a popolarsi con i protagonisti della gara, ma prima guardiamo rapidamente la Porca puttana ragazzi. Porca mignotta. Allora ragazzi, che dire? Mi sono ambientato molto bene come avete visto. No, il discorso ragazzi è che prima gara fatta proprio con voi in diretta è una merda colossale. Adesso mi alleno di brutto ragazzi, faccio altri video, però veramente un inizio devastante proprio, vabbè. Non riesco neanche a parlare, mi sento un idiota. Quindi prima figura di merda come indiana pronta qua. Perfetta, raga, gioco sembra veramente bello. Grafica migliorata tantissimo, giocabilità stupenda, contorno meraviglioso. Vai raga che ci divertiamo alla grande. Un saluto dal comendone Pippone veneziano. Ciao!